E la Federazione Motociclistica Italiana ha ufficializzato il ritorno nella nostra regione, in particolare a Lignano Sabbiadoro, dei campionati italiani assoluti d'Italia di enduro il 13 e 14 febbraio del prossimo anno. 13 e 14 di febbraio, dunque un appuntamento importante, sarà la prima del campionato italiano assoluti d'Italia, dicevamo prima un evento che porterà anche il meglio dell'enduro, perciò dei campioni del mondo come è stato nell'edizione 2015. Come l'anno scorso, appunto, la gara di apertura degli assoluti d'Italia e Coppa Italia, un po' voluta dalla federazione, un po' voluta da noi, perché in quel periodo abbastanza freddo, i campionati non sono ancora partiti, purtroppo i terreni da qualche parte sono ghiacciati e quindi meglio della sabbia in questi termini non ce n'è. 2 giorni ma anche 2 luoghi nelle prove speciali, perciò si tornerà di nuovo nella zona del Luna Park, poi ci sarà la spiaggia di Lignano sabato e domenica, una doppia gara. Esatto, 2 giorni di gara, come l'anno scorso la stessa formula, 2 prove speciali, abbiamo un cross test in zona Luna Park e un enduro test nella sabbia. E dopodiché sabato sera abbiamo la prova estrema in notturna, quindi illuminata. Domenica idem, si parte la mattina, si arriva praticamente alla zona Luna Park dove c'è il cross test, si rientra, si fa la prova enduro test in spiaggia, finita la gara circa mezzogiorno e mezzo, così ripartono le manche di cross sulla prova estrema. Ecco, per i curiosi chiaramente ci sarà il clou, possiamo dire, del sabato sera, dove Terrazza Mare starà sotto i riflettori perché tutto sarà illuminato quasi a giorno, vedrà protagonisti veramente in una prova estrema, alcuni tra i migliori proprio al mondo. Ecco, lo dobbiamo dire anche perché questa è una maniera per avvicinare al mondo dell'enduro i curiosi, coloro che magari muovono i primi passi nel seguire questa specialità. Sì, quella del sabato sera sicuramente è un'esperienza stratosferica, almeno noi l'abbiamo vissuta così come addetti ai lavori, però ti dico la verità, veder correre piloti del calibro di Salvini, Meo, così illuminati in una pista illuminata a giorno è stata un'esperienza bellissima e ci ha riportato un po' indietro quello che era la ormai famosa 12 ore.